Trovati amici, buon pomeriggio, le 15:06 in questo preciso istante, il vento continua sempre qua, siamo a Rende, Rende provincia di Catanzaro, quindi è bella questa, eh? Perché a Catanzaro c'è sempre il vento, qua c'è Guarda, è una cosa assurda, ogni settimana che ritorniamo qui dal parco acquatico il vento ci vola, ma comunque va bene. In diretta calcio e mercato, allora un abbraccio a tutti voi di Teleuropa Network, continuano queste trasmissioni, insomma vi teniamo compagnia dal lunedì al venerdì con le notizie, le ultime naturalmente per quanto riguarda il calciomercato, ma di tutte le calabresi in modo particolare, parliamo anche, questa la mia è una trasmissione tutta diversa, magari con Pippo e Franco, insomma, con Pippo e Franco, insomma, approfondirete di più sul discorso calcistico. Io mi limito solo a fare un po' di colore, insomma, visto che abbiamo anche questa piscina bellissima alle nostre spalle, e quindi salutiamo anche la nuova gestione per il momento, che è Tony Fusinato, lo saluto, un abbraccio anche a Maria. Quindi siamo qui dal parco acquatico e saluto, ho il piacere di ospitare questa sera, questo pomeriggio, insomma, dopo tanto tempo lo ritrovo, Luca Pagliuso. Luca, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te e a tutti voi. Come stai, Luca? Bene, molto bene. Gli anni belli, perché poco fa dicevo ad Emanuele Ruvio, che è qui vicino a me, non so se vi conoscete. Sì, ci siamo conosciuti ora, ho detto lui, insomma. Fa parte della storia del Cosenza Calcio, diciamo, Pagliuso uguale Cosenza. Negli anni belli. Abbiamo avuto 13 anni di Serie B, insomma, tanti giocatori, tanti allenatori che sono passati da Cosenza, i giocatori che hanno fatto anche la storia, hanno naturalmente vinto tanto, hanno giocato in Serie A, insomma, Luca, gli anni belli del calcio cosentino. Poi, purtroppo, di colpo, questo Cosenza Calcio nel 2003, ahimè, è stato chiuso, perché qualcuno diceva è fallito il Cosenza Calcio. No, il Cosenza Calcio, Luca, non è fallito. Io lo ripeto sempre nella mia trasmissione perché non è così, o no? È stato un epilogo che ha lasciato l'amaro in bocca a tutti, però fortunatamente poi il Cosenza si è saputo rialzare, ha avuto un po' di traversie, superate brillantemente, e oggi il Cosenza, fortunatamente nella categoria che gli appartiene, lo sta facendo con merito, e quindi complimenti al presidente Guarascio, complimenti a Trinchera, complimenti a tutto lo staff che sta facendo un ottimo lavoro, e speriamo che, insomma, prima o poi anche Cosenza dovrà arrivare in Serie A, no? Lo hanno fatto tutte le squadre calabresi, ora tocca al Cosenza, speriamo. Noi ce l'auguriamo. Poi nel Cosenza è rimasta anche un pezzo di bandiera che è Kevin, no? E Kevin è nel nostro cuore, è nel cuore di tutti i tifosi del Cosenza, è un ricordo splendido, a parte che è una persona eccelsa, un professionista innamorato della sua squadra, del suo lavoro, e poi dopo vedere Kevin è come vedere la nostra bandiera, vedere il nostro idolo, quindi Gigi è nel ricordo di tutti noi. Certo, esatto, certo. esatto. Quindi un saluto affettuoso va a Kevin, che tra l'altro in questo periodo sta facendo un lavoro intenso e attento, come sempre, quindi in bocca al lupo a Kevin e a tutto lo staff del Cosenza. Poi più tardi forse parleremo anche di calcio, va bene? Tu hai portato il costume per il bagno? L'ho portato, sì, okay. dopo faremo un bel bagnetto. Saluto Emanuele Rubio. Emanuele, buon pomeriggio anche a te, benvenuto. Buon pomeriggio, grazie. Messo i bianco no, perché sapevamo che c'era lo sfondo azzurro, quindi diciamo in tema di mare. Poi c'è anche il tuo collaboratore che ha la maglietta azzurra, che si sta mangiando le patatine. Io non mangio le patatine, però, tutto in tema. Allora, come va Emanuele? Benvenuto. Va benissimo, grazie, ben trovati. Allora, che vogliamo dire di questo Cosenza, o ne parliamo da qui a poco? Vabbè, del Cosenza... dell'app, se non mi sbaglio, no? Allora, del Cosenza io diciamo, ho ideato l'app ufficiale del Cosenza Calcio, dove tutti possono scaricarla da Apple Store, diciamo, dove si scaricano le applicazioni Android, diciamo, sono gratuite, dove si ha la possibilità, diciamo, di seguire un po' il Cosenza Calcio. Quella, Sì, è una bella idea che diciamo, è ben conservata da chi fa la comunicazione del Cosenza Calcio, diciamo, che ho dato il mio contributo a partire dal 2013-14, diciamo, fino
abbondantemente al 2018, diciamo, e posso dire che ha un'ottima dirigenza, i risultati... non mi dire niente ancora, aspetta che No, poi... no, 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 parlo in generale, voglio dire, ne approfitto visto che non mi inviti più, sono no, ritornato in video, volevo fare le mie congratulazioni, diciamo, a Roberto Chiuzzi, Kevin Marulla, Andrea De Poli, diciamo, a Binetti, tutto lo staff, a Pincente, diciamo, tutto lo staff che ha reso veramente vincente e unico il Cosenza da dopo il Covid in poi, e quindi da questa determinazione e volontà secondo me bisogna spingere e ripartire. E noi ce l'auguriamo, siamo qui appunto, accendiamo i riflettori, ma non solo su questo Cosenza, in realtà poi più che altro approfondiamo anche sul Catanzaro, sulla Regina che è ritornata in Serie B, il Crotone che è in Serie A, la Vibonese, peccato per il Rende che diciamo, ritorna in Serie D, però in qualche modo avremo modo di parlarne più tardi. Con piacere ritorna direttamente da Mantea. Questa Mantea c'è anche Salvatore Miceli che saluto, anzi più tardi Salvatore se accade ti chiamo, fra poco così ti salutiamo. Ma che fa da Mantea? Franco Florio, Buonasera, ex calciatore del Cosenza, della Roma, del Milan, dell'Inter, magari. Soprattutto del Cosenza. Come sto stai? bene, sono contento, sto stando al mare da un po' di tempo, ma tornerò presto a Cosenza. Sì, ma tu eri a Seattle se non mi sbaglio. Sono stato a Seattle per 3 anni e sono stato altri 3 anni a Miami. Sei finito in tornato Calabria da Miami, Saudita, sei finito in Calabria Saudita. Ma sono felicissimo perché Meno male. essendo di Cosenza sono strafelice di essere qui. No, vabbè, che c'entra. Franco anche ha avuto un trascorso importante con il Cosenza, come dicevo, erano gli anni belli, no? Con Pagliuso e tanti altri, ricordiamo Antonio Serra, c'era tantissimi Carratelli, insomma, e tanti giovani, ho parlato di Salvatore Miceli, come dico anche di Giovanni Paschetta, di Francesco Modesto, di Stefano Fiore, Stefano Morrone, insomma, tanti giovani del Cosenza, che poi sai che succede, Franco? Ogni tanto sentivo parlare, cioè, ma il Cosenza non escono giovani, ma che vogliamo dire su questo? Ma diciamo che negli ultimi anni non sono usciti tanti giovani dal settore giovanile, però credo che stiano facendo un lavoro ottimo, tutto lo staff è cosentino, quindi non sono usciti giovani dal settore giovanile, ma sono venuti fuori dei tecnici incredibili e speriamo che poco a poco, credo che stiamo facendo un grande lavoro e si vedrà nei prossimi anni. Ci vuole tempo per programmare nel settore giovanile. Ci vuole tempo, ci vogliono le strutture, più che altro che forse non ci sono ora queste strutture. Sento parlare che mancano le strutture sportive, però ci sono tante scuole calcio, voglio dire. Sì, Cosenza è piena di scuole calcio come Rende, l'Interland, voglio dire, possibile che c'è un giovane del settore giovanile che può giocare in Serie B, in Serie C con questo Cosenza, insomma. Ma Poi la rabbia mia, Franco, è un'altra, perché poi vanno fuori e questi ragazzi, la maggior parte sono di qua ed escono. Perché qui da noi c'è questa difficoltà, sia nel calcio che anche nella quotidianità? Noi abbiamo dei professionisti, dei medici professionisti, ingegneri della comunicazione, ingegneri di tutti i generi che non trovano spazi in Calabria. Da sempre io credo spero che quest'anno dei giovani del settore giovanile possano trovare spazio con la prima squadra. Ho visto che Sueva sta facendo bene, sto seguendo la squadra e ci sono altri giovani interessanti che sono aggregati alla prima squadra. Chiaramente toccherà al mister Occhiuzzi poi vedere quali sono quelli validi per poter essere aggregati a una squadra di Serie B. Non è facile. Non comunque, è facile, certo. Cioè, quando ai tempi della presidenza Pagliuso avevamo un settore giovanile che vinceva un campionato nazionale Berretti, vincemmo uno scudetto, non una cosa da poco, insomma. Quindi molti giovani erano già preparati magari a un salto in una squadra di Serie B. Adesso, diciamo, pure con la divisione fra Primavera 1 e Primavera 2, tante volte questi ragazzi si trovano a giocare in un campionato magari di seconda fascia, non so se è giusto definirlo in questo modo, sì, però non si possono misurare con i migliori. Ai miei tempi noi ci misuravamo già con i migliori, abbiamo fatto tante volte il torneo di Viareggio, visto che comunque purtroppo per il Covid non sono potuti andare a fare il torneo di Viareggio l'anno passato, ma credo che parteciperanno al prossimo. Quindi si vede che il settore giovanile sta crescendo. Ci vuole tempo, dobbiamo avere pazienza, non è una cosa immediata, insomma. Non è facile. Come è cambiato il calcio, Franco, in questi anni?
Ma è cambiato in una maniera incredibile, il gioco chiaramente rimane sempre quello e sono cambiate tantissime cose, sono cambiate soprattutto in questo momento, siamo usciti dalla preparazione, io parlavo con un mio amico preparatore l'altra volta e si parlava della preparazione negli anni 90 e all'inizio del Vabbè, 2000 però Franco, ecco, la preparazione, hai detto una cosa importante, io la scorsa settimana, poi fra poco saluto anche Marcello, ex Juventino, che adesso cambierà. Vabbè, ti dicevo, no? Praticamente parlavo la scorsa settimana della preparazione. Quanto è importante? Voi mi ricordo andavate a Bressanone, non so dove andate in Friuli, dove andavate? siamo andati in Peppe? vari posti. Bressanone, che infatti mi ricordo. A Longarò. Longarò. Ma Cioè, tante voglio volte dire, a Camiatello io ho fatto una vabbè, anche 7-8 l'asilo, ritiri a no? Camiatello, si Adesso, sa benissimo. adesso si va qui al villaggio a Villa Fabiano. Sì, ma Ma si va qua a come Villa fai Fabiano, a fare Villa Fabiano ma se sei a 50 metri sul purtroppo livello del mare? c'è da dire che in generale tutti quanti si sono mossi Allenati poco a casa. no, per via del Covid, quindi diciamo che è vero che sono andati a Villa Fabiano a fare la preparazione, però Vabbè, e io sto anche parlando sono anche della giustificati, situazione, non, cioè, voglio c'è dire, una situazione Franco, generale che insomma Franco, non a permette il prescindere dalla movimento. situazione generale che c'è, a prescindere da tutto quello che vuoi dire, ho detto la scorsa settimana, la Vibonese è stata all'Orica, il Crotone è qui in Sila, il Brindisi era anche qui in Sila, voglio dire, noi abbiamo la Sila che è bellissima, poi a prescindere dal Covid che sicuramente, però io penso che, ecco, ti volevo dare la domanda, quanto è importante fare la preparazione ad alta quota? Questo volevo dire, è una cosa diversa fare una preparazione qui in centro città e farla ad alta quota, no? Io non sono Non sei un preparatore. uno specialista nel campo se sia meglio fare la preparazione ad alta quota oppure farla in città. Certo qua è più difficile anche per via delle temperature. Questo volevo dire. Però diciamo che si può fare, non è una cosa infattibile. Tante squadre quest'anno l'hanno fatto. Sono rimaste a casa. La cosa peggiore credo che sia la mancanza di strutture di cui parlavi prima. Speriamo che nel tempo il Cosenza possa trovare Certo. una degna casa e avere delle strutture, perché quello ti permette di avere un'evoluzione sia come settore giovanile che come prima squadra, avere una continuità. E noi ce l'auguriamo. Eccolo qua, Marcello Romanelli, grazie Franco, Franco Florio, ex, tu ti ricordi di Franco? Beh, Franco non solo un grande da terzino centrocampista, ma la sua fisicità, la sua tecnica mi affascinavano, perché era il classico giocatore intenso e quindi caffè pagato come minimo. C'erano queste magliette estive, dove riprende questi colori? Guarda che giallo, arancione, fucsia. Cerco di fare un po' l'arcobaleno così Eh. per stare sul pezzo, anche tu. Ma tu sul pezzo sei stato con Guarascio, ma a Pagliuso pure, quante volte? A Pagliuso ho dedicato molti pezzi, facevo questi pezzi un po' di colore, di costume, raccontavo la tribuna e raccontavo il calcio, perché mi piaceva tantissimo raccontare. Là all'epoca ero un giovane cronista, ho fatto di tutto per raccontare il Cosenza Calcio. All'inizio sono partito da Rende e mi sono inventato questa rubrica della tribuna VIP Hop e Flop per avere un mio spazio, e da lì in poi ho raccontato anche del Cosenza. Qual è stata la prima rubrica che hai fatto all'epoca? La prima rubrica è stata proprio questa. Che partita è? Ti ricordi anche la partita? Però mi ricordo un bel pezzo sul padre di Peppuccio, quando scese in campo con la Salernitana. Lì ho raccontato la passione dell'uomo Pagliuso. Là si vede il presidente pieno di passione e di amore, e mi aveva colpito questo gesto d'amore. E poi era pure scivolato sul campo Peppe, Sì. ed era stata una cosa e là il pubblico prese atto di questa grande passione, perché là era la passione di un presidente. Ha detto: guarda che ti vengo a menare, però insomma è stato uno spettacolo veramente bellissimo, e là l'ho raccontato in poche righe quello che avevo visto. Insomma, avevo questa penna da romanzo del calcio, insomma, non tanto tecnica, ma un po' di colore ambiente ci metto. Senti, cosa manca? Adesso manca il pubblico allo stadio. E adesso no? manca il pubblico. Tu quindi Napoli fa chiusa No, io aspetto il pubblico che ritorna. In Germania avete visto il 20% ritorna il pubblico. A questo punto aspettiamo anche l'Italia, dicono a metà ottobre che ci possa essere questo ritorno in campo del pubblico. È importante perché il pubblico dà vita, dà emozioni, e il pubblico è tutto, è una roba che giocare senza pubblico è assurda. Anche
anche se noi come spettatori televisivi ci siamo abituati. Ci siamo Sì. abituati e prendiamo parte di nuovo io non mi immaginavo questo, eppure davanti a una partita io godo di vedere lo spettacolo del calcio, anche senza pubblico, ma sei davanti alla TV tu e quindi ti vedi uno spettacolo. Certo, certo. Quindi è Siamo molto ritornati importante. qui in casa sua, cioè casa Rende, perché a Rende poi, diciamo, il Rende, lo salutiamo Fabio Coscarelli, insomma, questo Rende che insomma è andata male, Peccato. pare che ci sia un ricorso adesso che sta preparando, aspettiamo che succede, però ripeto, questa struttura che è bellissima, che è il parco acquatico, no? Abbiamo detto più volte, mi ricordo gli anni belli, c'è stato anche qualche anno bello, quando è iniziato c'era tanta gente, adesso iniziano a ritornare di nuovo, c'è stato questo passaggio insomma un po' particolare, però adesso si ritorna. Si ritorna a una È una struttura bellissima. bella quindi. e complimenti naturalmente al gestore che sta gestendo questa struttura. Non è lavorata, facile perché è faticata, grandissima. assolutamente grande, ci vuole un progetto, un'idea, un marketing importante, ma secondo me già il fatto che sia riaperta è importante, è un segnale molto importante per la città e per tutti quanti. Lo so. Allora, Peppe, sentiamo. Volevo dire che... una cosa prego, Emanuele, prego. sul calciomercato, Sì, no? prego. Perché come diceva lui, dice, è cambiato tutto, è cambiato tutto. Io vorrei porre una riflessione, diciamo, più culturale che tecnico-sportiva. Il mercato è cambiato perché una volta diciamo, le società fidelizzavano alla propria maglia i giocatori, c'erano delle persone adatte. Immagino Scirea all'epoca che girava tutto il mondo a stare sugli spalti, a notare, cioè praticamente il passaggio del mercato di un giocatore da una maglia all'altra avveniva sempre come una specie di preparazione dalla società precedente di un'affezione sempre alla maglia e quindi creare diciamo, una cultura di appartenenza che oggi, permettetemi, è una provocazione che sparo direttamente, non c'è più. Cioè il calciomercato sembra un grande supermercato dove ci sono i livelli, al primo livello quelli che costano da A, giocatori che vengono osservati, eccetera. Però c'è tutta una fascia, non è tutto così, ma una buona percentuale, il 70%, che praticamente c'è un passaggio semplicemente di scaffali più che di maglia, di passioni, motivazioni, colori, fatica, eccetera, eccetera. Io ho scoperto una cosa, io in genere sono un curioso, no? Non lavoro più, ogni tanto mi metto su internet e rispondo agli annunci di lavoro, no? Allora sono stato convocato per, diciamo, così tra virgolette essere assunto di alcune società finanziarie con vari prodotti assicurativi, prodotti finanziari eccetera eccetera, tra i quali c'era anche questo prodotto del tesseramento di ragazzi particolari dove uno aveva la possibilità di mandarli in questa società che fa finanziaria, assicurazione, bla 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 eccetera eccetera, dopodiché questi qua vendevano il cartellino a dei procuratori che a sua volta vendevano ad altri procuratori, un giro pazzesco, e allora dico, ma che sta succedendo? Allora, quali sono le verità? Dove sono le passioni? Dove sono le appartenenze ai colori, alle maglie? Al di là che poi i colori cambiano. Ecco. Cioè una volta, un tempo, io non voglio sembrare un nostalgico, diciamo il cambio di casacca avveniva con la stessa passione e la stessa motivazione da esercitare in campo. Stop. Lo so, però di procuratore io questo volevo chiedere a lui, Puccio che ha avuto una vita insomma vicino procuratore, ha avuto a che fare con tutto. Come sono cambiati proprio? Perché pare che dici che il calcio lo gestiscono loro ora, Peppe, è vero? No, non è che lo gestiscono loro. Una volta è chiaro che i tempi cambiano e poi anche il calcio si è evoluto, no? Una volta era molto più preponderante la figura del direttore sportivo e oggi invece il direttore sportivo fa poco, perché fanno molto di più i presidenti coadiuvati dai famosi procuratori che allacciano delle trattative dei calciatori. E la figura del direttore sportivo è diventata più una figura amministrativa più che tecnica, stanno lì dietro la scrivania a gestire l'ordinaria amministrazione, fermo restando che poi ci sono anche dei direttori sportivi ancora di livello, però rispetto a prima effettivamente c'è questa mancanza di affezione, di legami alla maglia, cioè il Del Piero, il Totti,
che sono rimasti, il Franco Baresi, che sono le bandiere di quella società che non si sono mai spostati, Giancarlo Antonioni, se andiamo ancora indietro nel tempo. Oggi si portano la sì, motivazione, ma, questo voglio dire. non ci sono più, perché poi il calcio ha perso quell'essenza. Oggi il calciatore è più, sentite spesso dire anche dei grandi calciatori che cambiano squadra e dice avevo bisogno di nuovi stimoli. Pjanic oggi... È giusto questo. Cioè io quello che non ho capito, la mia sorpresa, ho fatto questo racconto perché l'ho vissuto diciamo un paio di settimane fa, che diciamo delle agenzie, delle società che promuovono prodotti finanziari, assicurativi eccetera eccetera, hanno messo anche questo prodotto di fare talent scout sul calcio e di mandare qualcuno a vedere se ci sono ragazzi in modo tale che loro prendono diciamo, il cartellino tra virgolette, vendono e si ripassano da procuratore a procuratore, come se fossero diciamo, dei beni di consumo del supermercato che c'è la No, catena. ma quello è diventato... Sì, è così. questo non va bene perché Però- bisogna sempre trasportare col cambio di casacca la giusta motivazione, la giusta passione per i nuovi colori. Ma quello che diceva Franco prima, se poi non hai un settore giovanile importante, è ovvio che devi andare a pescare, vai un procuratore, ma quando tu hai un settore giovanile dove magari riesci a tirar fuori 3-4 giocatori tuoi, sono tuoi, cioè non hai Beh, bisogno diciamo di diciamo che quello che diceva prima Franco, che è un punto fondamentale, soprattutto per la costruzione di un'azienda calcio, no? Il settore giovanile è un po' il cuore. Se tu gli dedichi attenzione al settore giovanile e curi tutto il sistema, dai ragazzi agli allenatori, chiaramente ci devono essere le strutture, tu puoi rifornire la prima squadra anno dopo anno con dei calciatori che ti crei in casa. Ora io per esempio ricordo che ai nostri tempi, per esempio Franco era uno dei ragazzi più bravi e che già presto si affacciò alla prima squadra. Agli anni di Zaccheroni per esempio Franco esordì e fece benissimo a tal punto che arrivò anche nella nazionale under 21. Poi un infortunio gli bloccò quella splendida ascesa e l'anno successivo già Franco aveva delle richieste importanti, tant'è che il Cosenza poi lo trasferì alla Roma. Quindi con questo cosa voglio dire? Voglio dire che rifornire la prima squadra di giocatori costruiti come Stefano Fiore, come Franco Florio, era un patrimonio inestimabile, perché tu avevi i giocatori giovani in casa che te li costruivi e li quello che mettevi dicevo subito io, in vetrina. bravo. Oggi invece il problema dove sta? Che non curando quel settore, anno dopo anno si fa fatica a rifornire la prima squadra di giocatori pronti. no, perché li prendiamo dalla Sampdoria, prendiamo dal Napoli, dal Genoa. Non lo so, quindi- io non voglio, ma è così, non è che- voglio entrare Palmiero, nel merito Tutino, del sono lavoro tutti degli altri Baulè, perché tutti comunque giocatori. non è corretto e non è educato. Io sto dicendo che noi, Sì, per ma hai noi capito quello che dici. era Adesso- fondamentale quel tipo di lavoro, cioè per noi vincere un torneo di Viareggio, ho vincere capito. era un risultato. Allora, guardate, prima di dare la linea alla regia, volevo ricordarvi un appuntamento importante che oggi pomeriggio al Museo del Presente, sei invitato anche tu Marcello, scatti di luce nella quarantena, quindi sono delle foto, dei fotogrammi di felicità, così l'autrice del libro che è Carmela Formoso vi aspetta alle 17 presso il Museo del Presente. La salutiamo Carmela, la salutiamo. è Quindi... una insegnante valida ma anche una giornalista valida, quindi è una persona che merita e la saluto e la arriverò anche al Museo del Presente. Però come bello, fotogrammi di felicità anche durante la quarantena, bellissimo. Allora, Molto bello. alle ore 17 al Museo del Presente qui a Rende. Allora ci fermiamo, c'è una breve pausa pubblicitaria, ritorniamo subito dopo con il calciomercato, abbiamo in diretta 2 o 3 colleghi, ci diranno le ultime novità sul Cosenza, poi sulla Regina, Catanzaro, Crotone, insomma su tutto. Subito dopo la pubblicità, fra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ed eccoci ritornati qui dal Parco Acquatico di Rende, le 15:35, vento costante. Ma siamo a Rende, non a siamo a Rende, Catanzaro. Non fare quella battuta di Catanzaro. Scherzo, saluto gli sportivi di Catanzaro, ma scherziamo. C'è sempre il bene, c'è stupendo, dicono a Catanzaro. Quindi voglio dire, è una cosa normale. Li salutiamo anche. A proposito di Catanzaro, fra poco sentiremo Antonio Battaglia, il collega, ci dirà sulla campagna acquisti del Catanzaro, della Regina, del Crotone. Poi abbiamo anche
Antonio Clausi insieme a noi da qui a poco. Allora, chi stava parlando? Franco, forse Franco, lo senti Franco Florio un attimo su questa... Ma, Franco, il discorso qual è? Il procuratore o meno, però il nocciolo, come ho detto a Peppuccio, se tu hai diciamo, un settore giovanile, io voglio ritornare sul settore giovanile, poi la chiudiamo questa parentesi, penso che alla fine non hai bisogno di altre società, al limite puoi prendere i giocatori questi di prima fascia che ci sono per la Serie B e poi ti inserisci 2 o 3 giovani in modo che hai la possibilità di farli crescere e lanciarli nel calcio importante. Questo è quello che dico io, e la vedo così. Sono d'accordo con te, però come non vorrei essere non è ripetitivo. facile, lo so, non è facile, non vorrei essere ripetitivo. No, per carità. Nel senso che a questi giovani qui va dato del tempo. Bisogna avere pazienza, bisogna farli crescere con calma e nel tempo sicuramente avremo da questo settore giovanile che si è riorganizzato. Questo è il 3° anno di Serie B, quindi i ragazzi che si stanno misurando in un campionato nazionale a partire dall'Under 15 fino alla primavera avranno il tempo di crescere ed arrivare in prima squadra, spero. Guarda, ti saluta questo ragazzo, un saluto al mio amico Franco Florio, Massimiliano ti saluto, un abbraccio, ti saluto. Ti saluti a Massimiliano. Cosa ne pensate della lettera che gira sui social rivolta a Guarascio da un gruppo di tifosi che vive fuori Cosenza? Non lo so, io non l'ho letta sta lettera, però ne penso bene, noi pensiamo bene, noi pensiamo bene sempre, è importante pensare bene, no? Pensare positivo, come diceva il Giovanotti. E ancora tanti messaggi, ma man mano poi ve li leggo tutti. Perché Guarascio non fa una web TV? Ecco. E dovete chiederla a lui, ci Guarascio, fai una web TV, la regina ce l'ha, penso che ormai... Ma questa web TV, come la vedi una web TV, Marcello? Marcello. Sicuramente è un'operazione di simpatia, sì, di aggiornamento costante di solito questi canali della Juve, della Roma, del Napoli. Vogliamo ragionare in grande, cerchiamo di essere un po' ambiziosi, però il web TV che non costa nulla ci può anche stare. Poi naturalmente va a fare la concorrenza a Fabio Di Poeta, quindi perciò Fabio Di Poeta dice... Ma come parlo di calcio? Assolutamente. Di tutto, poi facciamo un bagno, cioè, sto dicendo che poi che dici? Non è che tu ci fai vedere sei una Serie A, un canale milanciano, juveciano, dice sì, la regina, la web TV fa, non lo so che fanno un giorno, stanno lì, raccontano cose, però poi alla fine che, cioè, capito, ma comunque glielo diremo, Guarascio, fai una web TV per il nostro amico che ce lo chiede. Poi Romanelli, grande esperto della Juve, grande stima per Franco Florio. Ma tu sei da Juventus? Io sono alla Juventus, ho fatto anche una trasmissione da Radio Cosenza Nord sulla Juventus che è Club Juventus. Che lo facevi il lunedì? La facevo ogni lunedì sera con Paco De Carlo che saluto. Lo salutiamo, però non ti sentiva nessuno. È vero addirittura abbiamo avuto come ospiti Luciano Moggi, Marco Tardelli, Mariella Scirè. Luciano Moggi, mamma mia. Allora io lo ascoltavo a Marcello con Paco, sì, li ascoltavo. Cioè, la cosa bella è che loro due assieme, quando c'è la passione, quando c'è il tifo, riuscivano a trasmettere, proprio a galvanizzare il tifo per il calcio. Io mi ricordo questa cosa. Il problema è che si fa il giorno, gli ho detto cambia giorno, perché uno dice la lupa, capito? Quindi chi non sente. Cioè, ritornando alla TV web, penso che sia superfluo, perché ci sei tu al lupo. Ci sono altre trasmissioni in televisione che occupate, diciamo, degli spazi che i tifosi... Però la televisione è una cosa, il web è un'altra, hanno ragione, perché molti non vedono la televisione e stanno sempre sul web, quindi magari si divertono di più. Io non la penso così. Tu sai che io sono un pro web e di quelli che... Tu non la vedi una TV web, specifica? No, io la TV web come concetto la vedo, diciamo, come tutte le cose vanno calate come un vestito su misura sulla realtà dove ti trovi, non tanto per fare la TV web va bene. Certo. Cioè, questa realtà penso che in questo momento ha un equilibrio di comunicatori, tra i quali ci sono quelli della... No, stavo ridendo io non è che ho fatto la battuta perché mi inviti la prossima volta. Scusa, mi hai invitato per 30 anni. Stavo ridendo perché quello che dicevo io. Mi ha invitato. No. Emanuele, stavo ridendo perché vedi, c'è un messaggio simpatico, no? Guarda che scritto. Che già non ci vedo con gli vabbè.
ha scritto. Poi se vi supera un po' di tempo, dite qualcosa anche di calcio. Che bella cosa, perché ti ho detto che io non è che parlo di calcio, no, Ma parliamo tu di l'hai tutto, detto, questo Ma è un- adesso facciamo anche il calcio. Peppe, fatti una domanda e datti una risposta, lo dice Marzullo, lo dice sempre, no? Perché mo a questo punto vedo, Ed è la cosa più vedi, allora, difficile. inviate domande per gli ospiti, io ve le leggo in diretta, quindi se volete anche di calcio, sto scherzando. Però, Il ripeto, tuo collaboratore se ne è lavato se le la- mani. Allora, dicevo Peppe, come è cambiato il calcio? Dalla lira all'euro? Beh, intanto apro una parentesi e colgo l'occasione per ringraziarti perché 27 anni, qualche 27 mese anni, fa sì. hai fatto un regalo a tutti i tifosi Sì. e a tutto l'ambiente e agli innamorati del Cosenza, facendo quella bellissima trasmissione dove hai ricordato e riportato Tuo papà. tante vecchie glorie. A mio padre lo hai anche fatto emozionare, quindi sei Sì, stato lo so. veramente. Scappate le È lacrime. stata, no, è stata Giovanni. una cosa bella perché l'abbiamo vista tutti con grande piacere. Hai fatto un regalo a tutti i tifosi del Cosenza, quindi sei stato bravo, quindi onore a te che ti sei inventato questa bellissima cosa. Detto ciò, oggi qui abbiamo anche Franco che è un ricordo di quei bellissimi momenti e quei bei tempi. Ricordo che quell'anno di Zaccheroni, che avevamo una squadra fortissima, noi avevamo Buonocore, Marulla, Negri, Palmieri, De Paola, avevamo una squadra fortissima. Ricordo che Zaccheroni, che era un allenatore a quei tempi non ancora affermato, quindi diciamo che era un giovane con delle idee, era innamorato di Franco e diceva sempre che in quella squadra i due giocatori fondamentali erano Negri e Franco, perché Franco già a quei tempi aveva già delle richieste e lui diceva Florio non si muove. Partì benissimo, poi dopo si infortunò, ahimè, e lo perdemmo per tutto l'anno. Quindi Zaccheroni rimase talmente deluso della perdita di Franco che l'anno dopo, quando andò ad Udine, il primo giocatore che chiedeva all'Udinese era Franco. Quindi questo era un po' per ricordare i vecchi tempi che mi riportano indietro anche negli anni. E poi invece Franco andò alla Roma, poi Franco ritornò da noi, poi riuscì, andò al Foggia e poi fece la sua carriera. Però per dire che a quei tempi in quella squadra c'erano giovani del tipo Bonacci, Florio, Perrotta, Salvatore Miceli che poi fece un grandissimo campionato, Paschetta, Di Lauro. Voglio dire, c'era un'ossatura di squadra importante, i vari Zunico, Napolitano, quello che ho Vanigli, detto io De prima, Paola, De Paola, Monza, Negri, era una squadra fortissima. Ci mettevi dentro 5-6 di sti ragazzi che comunque erano pronti e facevi Ma scusa, Peppe, la ma io t'ho detto confezione prima. coi fiocchi. Oggi, se a Cosenza non si capisce che anziché comprare un giocatore in più, è meglio investire i soldi su un campetto e far crescere i giocatori giovani, vuol dire che non si è capito niente. Bravo. Perché tanto a furia di prendere prestiti, pagare i prestiti, salvarsi all'ultima giornata e ricominciare da capo, è un errore madornale che credo il Cosenza sappia correggere, perché altrimenti è fuori strada. È quello che ho detto io da più tempo. Allora, parliamo di calcio ora e adesso andiamo in quel di Catanzaro dove c'è il collega Antonio Battaglia che ci dirà un po' di questo calcio calabrese. Allora Antonio, buon pomeriggio. Mi sente Antonio? Pronto? Eccomi Fabio. Allora, prego Antonio, buon pomeriggio, dacci qualche informazione, Regina, Catanzaro, Crotone, poi sul Cosenza dovremmo avere Clausi più tardi, prego. Sì, in casa Catanzaro sono arrivate ieri le ufficialità di due cessioni importanti, Fabio, quelle di Derisio e Celiento alle Bari. Le operazioni sono concluse senza alcuna contropartita tecnica come voleva il Bari, ma con un corposo indennizzo economico che i Galletti verseranno nelle casse delle club di Noto. Oggi invece è la giornata degli annunci, ma in entrata. È arrivata questa mattina l'ufficialità di Pasquale Fazio, che è un esperto terzino destro, adattabile anche come difensore centrale, e lo conosciamo bene, ha grande esperienza in Serie B ed è reduce da una stagione con la Juve Stabia. E dovrebbero arrivare in giornata anche le ufficialità in giallorosso di Berna e Salines, entrambi due ex Cosenza, già in gruppo da diversi giorni. Non dovrebbero esserci problemi per Nicola Tizzillo, che è l'altro mediano in arrivo da Pisa.
Per quanto riguarda l'attacco, Fabio, resta sempre viva la pista Uriale dal Catania, mentre sembrerebbe essersi raffreddata nelle ultime ore la pista Perez. Il ragazzo piace non poco a Calabro, lui viene da un'ottima stagione con 12 gol al referto, ma la Virtus Francavilla per ora non vorrebbe farlo partire, quindi c'è un muro contro muro tra Catanzaro e Virtus Francavilla. Il nome nuovo per la mediana potrebbe essere Sunas, che è stato appena inserito nella lista di sbarco dalla Regina, ma per questo ruolo attenzione anche a Mario Prezioso. Si è raffreddata anche la pista Clayton. Clayton è quello del Crotone, se non mi sbaglio. Cremonese, Crotone. Clayton. Esatto, Cremonese ex Crotone, sì. Sì. Per quanto riguarda la Regina, il nuovo colpo Fatih è arrivato in città, nelle prossime ore firmerà un contratto pluriennale, è prevista a breve giro di posti, insomma, le ufficialità di Michael Polorush, anche di Cionek. Con queste due operazioni le caselle da riempire, Fabio, sarebbero ormai due, un esterno sinistro e un attaccante. Per la corsia mancina il prescelto sarebbe Aletami, che è un ex Palermo classe 91, si è svincolato dopo l'esperienza in Francia. Questa operazione nasce dal fatto che sembrerebbe essere molto complicata la pista che porta Gianluca Di Chiara. Il Perugia chiede un importante sforzo economico e non vorrebbe nemmeno la contropartita tecnica su NAS. In attacco invece, per quanto riguarda la Regina, si registrano buoni passi in avanti per Iallo, che dovrebbe arrivare dalla Salernitana in prestito, e resterà da capire se con l'opzione di riscatto in prestito secco. Sul fronte delle uscite la Regina ha registrato l'ufficialità di Sarao al Catania. Sarao, ricordiamo, piaceva molto al Catanzaro, mentre invece De Francesco è da considerarsi un nuovo giocatore dell'Avellino. Ho capito. Quindi questo è quanto. Crotone hai qualcosa? Per Crotone sappiamo bene. Cosa di Crotone, poi voglio parlare anche con loro del Crotone. Va bene Antonio, un abbraccio, grazie per il tuo contributo. Grazie a te Fabio, un saluto a tutti i tuoi ospiti e telespettatori. Giusto per parlare di calcio un po', se no dici questo che fa calcio al mercato, che fai? Facciamo solo il mercato. Scusa, il posso no. intervenire? Allora, allora stavi dicendo, ma No, qualcosa a proposito del Cosenza, dell'organizzazione, eccetera, diciamo che... lo possiamo salutare Antonio? Antonio. Ciao Antonio. Allora, ciao Antonio, grazie, alla prossima. Ciao. Fatti sentire spesso, Ciao, Antonio, ciao. Allora, salutiamo Antonio Battaglia da Catanzaro, prego. Volevo dire che per quanto riguarda l'organizzazione delle società, dobbiamo dare atto alla Presidenza, lasciando stare quelli che sono stati i successi della gestione Pagliuso, che nessuno praticamente discute, anzi elogia e fa sempre un plauso a questa società che è stata magnifica, ma dall'epoca del Presidente Guerascio diciamo che il Cosenza è stato portato su una buona rotta, viaggiando in termini tranquilli da tutti i punti di vista. Chiaramente bisogna sottolineare che il Cosenza Calcio non è proprietario dello stadio, ma è del Comune di Cosenza, quindi per cercare di cambiare i sistemi, i club, tutto quanto, penso che sia opportuno che il sindaco di Cosenza, che sia Mario Chiuto o quello che verrà, con la dirigenza, il presidente Guerascio, eccetera, 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 si mettano a tavolino e disegnano una strategia per vedere innanzitutto se c'è la consapevolezza di portare il Cosenza da qui a 2 anni, 3 anni, fare una strategia verso il futuro. Per adesso si sta vivendo anno dopo anno, quindi c'è da fare un cambiamento di mentalità e chiaramente questo dipende anche da come si assesta l'operazione stadio, perché quello che ho saputo, così voci come l'uccellino dell'Acqua Uliveto, quello di Del Piero, ti racconta qualcosa, cioè c'è una volontà da parte del Comune di Cosenza di costruire un nuovo stadio con dei fondi, con dei contributi, eccetera, eccetera,
Tutto questo bisogna orchestrarlo con la società o con chi per loro e quindi decidere una strategia per il futuro. E questa sarebbe una bella cosa, perché Cosenza, vista la storia del modello Pagliuso, questa storia nuova, bisogna guardare in avanti e si può costruire una nuova strategia. Ci vogliono le menti pensanti e adatti a proiettare questa cosa in avanti. Allora, qua mi chiedono quando si fa la città unica, perché non parlano solo di calcio, ma danno pure messaggi sulla città unica. È vero, Marcello? Poi un altro, leggiamo qualche messaggio, se no poi dopo uno scrive almeno qualcuno, ma però passano in sovrimpressione. Poi se visuale, il Crotone da oltre 25 anni è lo stesso DS Ursino, da lì bisogna prendere esempio, uno dei 7 migliori d'Italia. Va bene, parlate di calciomercato, come questa è una trasmissione di calciomercato, che Pagliuso entra in società, Pagliuso? Assolutamente no. Ma boia, entra. E ma ci tieni chiave? Vabbè, no, niente. Fabio, la battuta sul vento è veramente il vento è Catanza, così dicono che c'è sto vento. Non lo so, se tu chiedi, chiamano qualcuno a Catanza, ce n'è vento, c'è lo vento, noi diciamo che c'è lo vento, là c'è sto vento. Triste fino a un certo punto, è simpatica, no? No, c'è sto vento. Anzi, è triste, te ne ragione. Vabbè. Poi, volevo chiedere al bravo Peppuccio Pagliuso perché a Cosenza non si è fatto un centro sportivo da 30 anni. Beh, noi il centro sportivo l'avevamo. Avvicinati il microfono, Peppe. Noi il centro sportivo al nostro tempo l'avevamo e lo avevamo anche abbastanza organizzato, perché si saliva al centro sportivo di Casole Bruccio, all'Hotel Virginia, e i nostri calciatori avevano a disposizione un albergo, un ristorante, la piscina, il campo da calcio regolamentare e gli spogliatoi. In più, per il settore giovanile avevamo organizzato tutto un ragionamento che si sviluppava intorno a Via Popile e San Vitino, e per cui ogni squadra aveva la sua squadra e avevamo tecnici organizzati, bravi, con il direttore sportivo del settore giovanile e quant'altro. Poi vorrei un attimo ricollegarmi all'intervento prima di Emanuele, sì, che intanto lo ringrazio per i complimenti, sempre apprezzati, ma io non ho detto... Sono meritatissimi. Ti ringrazio molto, sei molto gentile. Ma io nel parlare in quel modo precedentemente non ho criticato l'operato di questi dirigenti, ai quali va il mio ringraziamento e i complimenti per l'ottimo lavoro che stanno svolgendo, perché aver riportato il Cosenza in Serie B, e ho precisato dove Cosenza merita di stare, è un merito che non tutti avrebbero riuscito ad ottenere questi risultati così importanti. Io volevo dire una cosa diversa, che un po' da tifoso del Cosenza noto una netta differenza tra il presidente, cioè mio padre, facendo finta che io fossi un terzo staccato, tra mio padre e Guarascio c'è una differenza lampante, che mio padre era un tifoso innamorato del Cosenza e Guarascio è un tecnico. Ecco, questa è la grande differenza tra i due. Poi probabilmente in questa doppia facciata è meglio essere un po' Guarascio e meno Pagliuso, e in altre situazioni è meglio essere un po' più Pagliuso e meno Guarascio. Cioè, a volte lavorare con l'entusiasmo da presidente tifoso ti porta a fare degli errori, perché lavori con poca, senti la pressione della gente, quando perdi la partita in casa il tifoso ti critica e tu soffri, quindi vai a fare l'operazione immediata, quando invece cosa invece che Guarascio è eccelso, perché Guarascio non si scompone mai, anche nei momenti più difficili riesce a mantenere la calma, e questo gli va dato merito. Però devo dire da tifoso che Guarascio, da presidente del Cosenza, deve capire che l'azienda calcio non è un'azienda qualunque, è una società dove il presidente deve trasmettere entusiasmo. Se deve fare il sacrificio lo deve fare, perché altrimenti mettiamo a fare il presidente un tecnico che gestisce l'ordinaria amministrazione. Alla lunga questa politica è perdente, ma questo io lo dico da tifoso, Non voglio entrare nel merito, e dico semplicemente che Guarascio ha fatto un grandissimo lavoro fino adesso, ma non basta, deve fare di più, perché la città è pronta per fare il salto di qualità. L'entusiasmo e la qualità dei tifosi che oggi a Guarascio non li avevamo noi, perché quelli che avevamo noi a quei tempi erano pochi e criticavano continuamente. Quelli di adesso sono tanti,
portano forza alla società e danno entusiasmo, e di questo Guarascio ne deve Sono prendere d'accordo atto. con te, è il momento di cambiare passo, di cambiare strategia. Non Sono c'è d'accordo dubbio. E con poi te. Guarascio deve investire nella società, il Cosenza deve avere calciatori di proprietà, basta con i prestiti, perché dei prestiti siamo stufi. Sì, allora prego Marcello Romanelli, poi sentiamo anche Franco. Vai. Sull'ultima Sì. considerazione che ha fatto Peppuccio sui tifosi, e devo dire che l'ho notata anche io questa cosa, i tifosi adesso sono anche più pazienti, aspettano, hanno un grande entusiasmo, nonostante che sì, ogni tanto arriva la polemica su Guarascio o meno, però i tifosi adesso hanno capito che nell'inferno ci siamo andati, cioè ritornare su non è stato facile, quindi adesso abbracciano la Serie B e se la tengono stretta, e questa è una cosa fondamentale, quindi il pubblico sicuramente in questi anni è maturato e l'entusiasmo e il calore è aumentato in un modo incredibile. Io mi ricordo che con Savoldi il Cosenza era in Serie B ed eravamo primi, no? Per molte partite Sì. eravamo primi. Poi riallacciandomi, scusa Marcello, il campionato di B dei nostri tempi annoverava Torino, Sampdoria, Pazzesco. Genoa, è un'altra storia. Oggi Pazzesco. portare il Cosenza in Serie A sarebbe 100 volte più semplice che portarcelo 20 anni fa, Assolutamente quindi sì. i paragoni vanno fatti a 360 gradi. Ottimo. E oggi il Cosenza è pronto per il salto di qualità e la società deve prenderne atto e Assolutamente. deve lavorare per portare il Cosenza in Serie A. Non può salvarsi continuamente con il miracolo all'ultima giornata, perché la gente è seccata, Assolutamente. giustamente. Però appunto dei segnali positivi ci sono, perché già confermando il direttore sportivo, quindi la continuità, e già l'ossatura un po', tenendo l'ossatura più o meno, Certo. perché insomma se ne sono andati campioni come Riviera, Asensio, però sono rimaste anche Adesso più altri tardi ci calciatori dirà, importanti. abbiamo il collegamento con In più stanno Clausi tornando che persone. ci dirà sul calcio, perché vedi, ma quale nuovo stadio? Se non riescono manco a dissequestrare una piazza, cercate di fare meno propaganda politica, non lo so. Ma chi ne ha parlato di questo nuovo stadio? Emanuele. Tu non hai parlato. E non ti sento, se non tu ti facevo una cazziata, non parlate, perché poi ho visto la gente che dice qua ti fanno i co. Dai, facciamo rispondere. C'era il microfono, ti prego. No, allora bisogna capirsi e stare attenti un po' al senso delle cose. Io parlavo come strategia di costruire un nuovo stadio, perché la città, la tifoseria merita, di costruire nuove strategie, e ho detto che è il momento di cambiare passo, di cambiare strategia, e ci vuole questa immaginazione di costruire lo stadio nuovo, al di là di chi c'è. Non ho fatto propaganda politica, io ho nominato Sì. Mario Chiuto perché adesso il sindaco è Mario Chiuto, chi verrà dopo, e farò il nome di chi verrà dopo, però bisogna costruire una strategia per il futuro, cioè il Cosenza Calcio, chiunque esso sia, chiunque sia la dirigenza, ha bisogno di un cambiamento di passo e di strategia per il futuro. Volevo aggiungere un'altra cosa a proposito di quello che diceva l'amico Pagliuso. I tempi non sono come quelli di 20 anni fa. 20 anni fa la Serie A era Serie A, la Serie B era Serie B. Adesso vediamo che la Serie A, a parte i club famosi che puntano alla Champions League, l'Europa League, e quindi loro se lo giocano il campionato guardando quello, c'è un'altra sfilza di squadre che cerca di mantenere la Serie A per tutta una serie di motivi, e poi ci sono delle squadre della Serie B, praticamente mezzo campionato della Serie A rientra nella Serie B, perché ci sono quelle squadre che salgono e scendono, quindi è cambiato anche così il calcio, perché la Serie B è un po' di Serie A e viceversa, tranne i club Juventus, Milan, Napoli, Roma, eccetera, eccetera, quelli giocano per guardare verso la Champions League e altri mondi. Allora, poi c'è un signore che scrive, parlate sempre dei tempi andati, ok, parlate anche del palo di Lombardi e poi diteci qualcosa di attuale. Allora, questa cosa di attuale ve la dirò da qui a poco, perché Clausi è libero, subito dopo la pubblicità ci dirà tutti i movimenti del Cosenza Calcio, che poi è vero, questo signore mi dice siamo alla frutta, ora parliamo del Catanzaro, mi fate ridere, perché ci siamo, noi dobbiamo far ridere, se no uno chiama, tutti questi guai che avevamo, ma ci siamo rovinati. Poi che significa parliamo del Catanzaro? Allora, c'è sto vento, bravo, perché ci viene in mente che c'è il vento, qui al parco acquatico c'è il vento, però in qualche modo, vedi, non so come chi ha scritto questo messaggio, le televisioni entrano in tutte le case senza bussare, quindi
Una volta c'era Rete Alfa, c'era Telestars, avevamo le televisioni locali, no? Non c'era il digitale terrestre, c'era la televisione analogica, no? Così, e ci vedevamo qui nei quartieri. Adesso le televisioni si vedono in tutta la Calabria, anzi Tenne in qualche modo si vede anche in Sicilia, in Puglia, qualche parte, quindi è una televisione che arriva in tutta la Calabria, quindi è anche giusto che il collega di Catanzaro parla del Catanzaro, io faccio la patto sul Catanzaro, quello sulla Regina, è una cosa normale. Poi, ripeto, c'è sta sempre un telecomando, come dicono a Catanzaro, e si può cambiare canale. Ma adesso noi ci fermiamo perché c'è la pubblicità, ritorniamo subito dopo questa breve pausa con gli aggiornamenti, gli ultimi proprio. C'è anche un acquisto nuovo del Cosenza che lo daremo in anteprima subito dopo la pubblicità. Siamo vicini anche alla punta, siamo vicini anche alla punta. Quale? Ho ricevuto adesso un messaggio Dove? del mitico Alessandro Russo, giornalista della Gazzetta dello Sport. Siamo vicini, il Cosenza è vicino all'acquisto dell'attaccante. E adesso lo diremo salutiamo Alessandro Russo. subito dopo la pubblicità. Clausi ci darà la punta che sta in viaggio per Cosenza. Allora, subito dopo qui dal Parco Acquatico di Rende, a fra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Siamo ritornati in diretta qui dal Parco Acquatico di Rende. Approfitto e saluto Antonio e Maria che hanno la gestione fino a febbraio, se non mi sbaglio, del Parco Acquatico. Io faccio i complimenti perché avete realizzato già tutto nell'arco di 12 agosto, avete messo a 12-20. Ma come hai fatto? Perché non è facile queste procedure che ci sono. Abbiamo abbassato la testa, abbiamo lavorato tante ore al giorno. Ci siamo riusciti grazie all'impegno di tutto lo staff che ringrazio. Guarda, non abbiamo avuto orari. A Ferragosto il 14, il 15, il 16 agosto eravamo qui dalle 8 del mattino fino alle 10 di sera. Siamo riusciti ad aprire anche con la documentazione giusta grazie come dire, al fatto che ho un fratello architetto, quindi... che significa avere un fratello architetto? Non è che è facile. Ma sai perché... È Domenico che lo salutiamo. Sì, è l'architetto Fusinato. Domenico non credo, sarei riuscito a trovare un tecnico disposto a lavorare il 13 agosto non il 14, il 15, il 16, il 17. Lui era in vacanza, se n'è venuto alla vacanza ed è stato qui con me. Senti, Antonio, una cosa importante, ricordiamo che oggi, se non mi sbaglio, chiudete. Oggi chiudiamo la piscina, quindi è l'ultimo giorno della piscina. Qualcuno dice da casa, qualche mio amico dice meno male così non ne faccio di trasmissione del parco acquatico, le facciamo dentro, è più bella qui con questo scenario che è bellissimo. Maria, come stai? Tutto bene, grazie. Com'è andata? Beh, per quello che insomma pensavamo non è andata male, dai, però sì, purtroppo ecco il ritardo. Non è facile. No, assolutamente. Abbiamo aperto successivamente in ritardo, no? Quindi questo lo sappiamo, insomma è una cosa comunque aprire il 27, il 28 d'aprile non è una struttura. Però diciamo, i complimenti vanno fatti perché non è facile. Ci abbiamo provato, ci siamo riusciti comunque 15 giorni, insomma abbiamo lavorato bene. Ora una volta che chiuderà il servizio diciamo piscina ce ne andiamo all'interno, sì, apriamo la pizzeria, c'è la pizzeria che fino a è ieri. buono, ho detto io, quindi ho detto che è buonissima. Ma tu sei venuto a mangiare. No, è buonissima, fate i complimenti a Pino, un ragazzo in casa. Senti Antonio, vuoi salutare qualcuno? Lo puoi fare perché abbiamo Klaus in diretta. Ok, saluti a tutti, grazie a tutti. Allo staff li salutiamo questi ragazzi Allo che staff, lavorano sempre. Una parte qui sono dietro, tutti calabresi, sono tutti di qua. Tutti calabresi. Non è che c'è qualcuno che viene da fuori, no? No. Tutti calabresi. Facciamo lavorare i calabresi. Sono molti di Rende anche, sì. Maria, in bocca al lupo, speriamo bene, poi da febbraio, se non mi sbaglio, ci sarà anche il bando. Speriamo, aspettiamo, sì. Un in bocca al lupo ad Antonio e a Maria. Grazie Antonio. Allora, ritorniamo qui, grazie Antonio, anche a voi, buon lavoro. Ritorniamo dal Parco Acquatico, siamo qui e approfitto ragazzi, insieme a me Marcello Romanelli, Franco Florio, Emanuele Ruvio e Luca Pagliuso. Allora, abbiamo... per gli amici c'è una bomba, non dice una bomba, dice una bomba acquatica, ma c'è una bomba d'acqua che arriva, c'è di mercato. Allora, danno qui sentiamo Clausi che è meglio. Antonio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Fabio, un abbraccio a tutti i tuoi ospiti. Scusa, Marcello. Sì, mi stanno facendo cazziate, tutti quanti mi cazziano perché praticamente che non parlo di che stanno in trasmissione di calciomercato, ma poi scusa, no? Che ci dobbiamo dire sul calcio? Non ho capito niente. Mi fanno le cazziate sulla rete, mi scrivono messaggi che dicono no, ma tu non parli di pallone, non parli di calciomercato, ma io che ti posso dire di calciomercato se non ce n'è? Allora, a chi ha acquistato il Cosenza, vai? Fabio, tu puoi rispondere tranquillamente a queste accuse dicendo che è il peggiore calciomercato degli ultimi 30 anni, ma non per il Cosenza Calcio, in generale, per tutte le formazioni europee. E Luca Pagliuso, che è lì, ti confermerà sicuramente questa situazione in essere per tutti i club nazionali e internazionali a causa di una crisi infinita che c'è derivante chiaramente dal coronavirus. Quindi non è una questione di Cosenza Calcio, è una questione generalizzata. Lo so. Boh, giusto per far contenti, ci sono amici che seguono questa trasmissione, tu lo sai benissimo che io ho invitato Romanelli che c'è un parentato grosso, no? Tu lo sai che Romanelli ha tanti parenti qui nella provincia di Cosenza e quindi ci segue qualcuno. Che vogliamo dire su questo Cosenza Calcio? Perché Antonio Battaglia mi ha detto qualcosa sul Catanzaro e la Regina, il Crotone, tu invece mi devi dire qualcosa sul Cosenza. Perché pare che gli è arrivato un messaggio a Romanelli, ormai si viaggia così a messaggi, no? O a massaggi o messaggi, e dove dice poi al Cosenza. Mo, che succede? C'è Popoi al Cosenza o no? Chi è questo giocatore? Non ho capito. Che messaggio? Klaus, poi per di uno qualsiasi, no? È un bomber che arriva dal Monza, è stato chiaro. Il giornalista russo è stato chiaro. Un bomber che arriva dal Monza. Romane, non parlare vicino al microfono, che non è la radio, che stiamo più lontano il microfono, devi parlare a distanza, se tu parli così non sente niente. Hai ragione. Allora, Klaus, in poche parole, Romanelli pare che gli ha mandato un messaggio Gianni Brera, ok? Direttamente dalla Rosa, la Gazzetta Rosa, capito? Brera. Brera gli ha detto che arriva qui a Cosenza, non certo come si chiama? L'attaccante del Monza, l'attaccante del Monza. No. Ah sì, Iozzi, l'attaccante Ettore Iozzi. Modi che è vero, perché ognuno si alza la mattina e dice ma arriva Chiro, ma arriva Popoi, capito? Popoi la trattativa è ben avviata, è vero? È vera questa trattativa o Sì, c'è allora diciamo che il Cosenza ha ricevuto da parte sia del Monza che della gente di Iozzi, la gente che si chiama, te lo dico, mi sono già Sì, capito. Tripodi, Michele Tripodi si chiama la gente. E questo, come tu tanto guarda, posso dire una cosa. Vabbè, comunque, ma se senti, allora, è molto semplice. Klausi, tu quando non ti ricordi un nome, di un nome tanto loro mica no, la gente è Tullio Tinti, Benissimo. Praticamente Iozzi è in uscita dal Monza, Tinti fa il suo lavoro, lo ha proposto a diverse società, tra queste anche la Virtus Entella, che sarà la prossima per essere del Cosenza, ed è un calciatore che dopo una settimana circa di contatti tra le parti e di analisi da parte di Occhiuzzi e dello staff tecnico, ha ricevuto l'ok per poter approfondire il concetto, e quindi Trinchera sta parlando sia con Pippo Antonelli, che è il DS del Monza, che con lo stesso Tullio Tinti, per capire la fattibilità dell'operazione. Certo. Che sia in arrivo o meno, questo già domani non lo so, non mi sbilancerei molto che già domani il ragazzo sia a Cosenza, però che ci sia chiaramente un interesse concreto, questo assolutamente è fuori di dubbio. Possiamo dire anche dell'altro, per esempio, che con l'avvocato Bongiovanni, per esempio, Enzo Bongiovanni, si era parlato anche di un altro calciatore, vale a dire Ragazzu del Cagliari, un calciatore che Trinchera su cui si era informato direttamente, ma che un'operazione che non è fattibile per una questione economica, quindi ma proprio giovane questo, proprio giovane questo qua. No, è un calciatore ma un ragazzo per la primavera questo. No, il ragazzo solo di nome, non di fatto. Ah, proprio così, c'è un ragazzo con Cagliari, non lo so, vabbè, non ho capito bene. Si chiama proprio Ragazzo. Ah, si chiama Ragazzo, poi al Cosenza sono stati offerti anche altri calciatori, ad esempio è stato offerto Cicacca, quindi deve prendere un terzino sinistro,
È stato offeso ad esempio Porcino, che era a Livorno, un ex calciatore della Regina, ma non è stato reputato idoneo a vestire la casacca rosso-blu, sempre dallo staff tecnico. Discorso simile anche per Zecca, che è un calciatore cresciuto nel Sassuolo, che ha giocato a Cesena quest'anno. È un calciatore in grado di fare tutta la corsia mancina, è stato offerto al Cosenza, il Cosenza l'ha valutato positivamente per la fase offensiva, però lascia desiderare a quanto pare per la fase di non possesso, e giostrare la quarto di centrocampo a sinistra in un 3-4-3, diciamo, non saper fare bene la fase di non possesso non è cosa buona e giusta, per dirla in maniera ecumenica. E pertanto queste sono le situazioni in essere. Allora, ad oggi... Sicuramente Marcello sarà più informato di me, il suo amico Luca Palmiero. No. Allora, l'unica cosa che ti volevo chiedere, allora, facciamo un quadro completo. Oggi a Cosenza sono andati via, chi è rimasto e chi è andato via. Noi ci presentiamo dalla prossima partita con chi? I nuovi quali sono? Facciamo giusto per gli amici che seguono adesso. No, i nuovi sono Falcone, il portiere, e poi c'è questo Sacco, scusatemi, questo esterno d'attacco che può giocare anche da seconda punta. Per il resto sono tutti calciatori riconfermati, anche lo stesso Pone, un calciatore che è rientrato dal Torino, Corsi. Ma io questa è la domanda che vi faccio e ti faccio, no? Che mi fanno una cazziata a me, che mi dicono che non parlo di calciomercato, no? Poi tu mi devi dire, Anto, che ci devo dire io di sto calciomercato? No, a questi dicono parlo calciomercato. No, io cerco di fare una trasmissione, parliamo di tutto, c'è Franco Flori, abbiamo parlato del calcio passato, di come sarà, i suggerimenti che possiamo dare. Perché poi il calciomercato, amici, è questo qua. Non è che noi ci possiamo inventare. Ma a singhiozzo, ma perché non è facile, Claudio, non è facile. Non ce n'è, calciomercato non ce n'è. Questo è come dice, non ce n'è, non ce n'è il calciomercato. Non ce n'è ancora, perché la prossima sicuramente esploderà. Ancora. Non ce n'è ancora, però sicuramente la prossima settimana qualcosa... Ci sarà il volatone, dai, il volatone. Senti Clausi, cosa ti auguri? Cosa vuoi augurare al Cosenza? Prego, ti lascio un minuto il telefono, vai. No, mi auguro che, come dire, il presidente Guarascio mantenga fede alle sue parole proferite subito dopo l'amichevole con la Vibonese, quella di concretizzare questo gran lavoro per questo colpo, per questo nome letto tra le linee e le righe che potrebbe entusiasmare la piazza. Quindi già considerare che il Cosenza sta lavorando e mi auguro concretizzi una situazione del genere vuol dire che si registrerà un passo in avanti rispetto al passato. Meglio, aggiungo io, se questo avvenisse prima dell'inizio del campionato, quindi entro 5-6 giorni, in maniera tale che almeno Roberto Chiuzzi possa portarlo in panchina contro la Virtus Entella. Viceversa si procrastinerebbe il tutto entro il 5 ottobre, il tempo c'è tutto, però prima arriva e meglio è questo forte attaccante. Va bene, allora adesso prima di salutarti mi fai una domanda, cosa vorresti chiedere? Diciamo tu, tanti anni che non vedi Franco Florio, no? Fai una domanda. Ciao Antonio. Allora, cosa gli vorresti chiedere a Florio? Vai, poi anche una per Ciao Franco, io sono molto curioso. Sono molto curioso, Franco, di sapere dal punto di vista espressamente tecnico che differenza c'è tra un settore giovanile americano e uno italiano. Come la sanità, stessa cosa? Ma giù uguale. No, che sto scherzando. Vabbè, Clausi ti risponde, poi l'altra a Peppuccio che vuoi chiedere a Peppe, vai. Ma vabbè, a Luca posso chiedere solo se è fatta Geco Juve, Milik Roma, solo questo. Allora, ma scusa, ma togli una curiosità, ma perché ti chiama Peppucci, che ti chiama Luca? Ma in realtà il tuo nome qual è? Io ho un grande pregio, 2 nomi, mi chiamo Luca, Giuseppe, quindi bontà di mio padre e mia mamma che mi hanno assortito di 2 nomi, quindi possono fare scelta. Intanto saluto affettuosamente l'ottimo Antonio Clausi e gli risponderò dopo di Franco, perché Franco ha la precedenza. Certo. Allora Clausi, adesso ti risponde Franco, ascoltalo, un abbraccio ti e buon pomeriggio Clausi, grazie per il tuo contributo. Ciao Antonio, ciao Antonio. Ciao, allora prego, che vogliamo dire? Rispondo in maniera molto telegrafica, diciamo, la differenza adesso si stanno vedendo tanti giocatori americani nei campionati europei, quindi si sta assottigliando la grande differenza, il grande gap che c'era fra i settori giovanili, diciamo, italiani ed europei e quelli americani
stanno lavorando benissimo lì e tanti giocatori stanno uscendo e stanno venendo a giocare qui nei campionati europei. Hanno dei problemi perché sono extracomunitari, però sono un grande paese e hanno tantissimi atleti. Va bene, allora, grazie Invece Franco. io Prego Peppe, vai. Rispondo all'affettuoso e al caro Clausi in questo modo, che intanto il suo intervento è iniziato con una giusta valutazione, perché oggi tutte le società, a partire dai grandi club, Barcellona, Real, per arrivare alla Juve, si sono affacciate al mercato non con quella aggressività solita, bensì immaginando di lavorare senza gli incassi dello spettatore, senza gli incassi dell'abbonamento, con le pubblicità che comunque restringono, perché comunque non c'è visibilità, vista l'assenza degli spettatori sugli spalti, quindi tutte le società contano, compreso il Cosenza, su degli introiti inferiori rispetto all'anno precedente, per cui tutti si leccano le ferite, tutti vanno a chiudere i bilanci, non c'è questo entusiasmo di andare a fare gli investimenti, a comprare i giocatori da grandi cifre. Tant'è che è la prima volta nella storia che la Juve, a 3 giorni dall'inizio del campionato, non ha un attaccante. Nessuno di voi ha fatto questa osservazione, ma la Juve oggi non ha un attaccante di ruolo, non il titolare e gli manca la riserva, non ha né il titolare e né la riserva, perché gli unici 2 giocatori offensivi che ha, che sono diversi, sono Cristiano Ronaldo, che comunque è un esterno, e Dybala, che è un 10, come si suol dire, non ha un centravanti, ma solitamente ne dovrebbe avere 2 o 3 una squadra di quel livello per affrontare tutte le competizioni. La Juve non ne ha nessuno. E ora mi riallaccio alla domanda del buon Antonio. Milik dovrebbe andare alla Roma, e sembra che gli accordi ormai siano quasi fatti, in modo che la Roma svincoli Dzeko. Darà Dzeko alla Juve e la Juve risolverà il problema del centravanti, comunque prendendo un grande centravanti, perché Dzeko è un grandissimo giocatore, ma ha 35 anni. Quindi vi lascio immaginare. Ma comunque la Fornero può giocare troppo. Sì, però voglio dire, la Juve si rifugierà su un calciatore di 35 anni che sarà sicuramente utilissimo per l'anno in corso, ma non è un giocatore di prospettiva. No. E la Roma risolverà il problema sostituendo Dzeko con Milik, che è un ottimo calciatore, ma non è ai livelli di Dzeko. Dzeko è un giocatore fondamentale. Quest'anno per venuto che parlano dell'Inter, lascia sapere, una facite squadra, state così che no, ma non devi dirlo a me, allora, io ho risposto ad Antonio. Romanelli, vabbè. Allora Marco, vieni qua che ti sai. Salutiamo anche Marco Belmonte, che voi lo trovate qui sempre al parco acquatico, ma non sarà più dentro, lui è un grande tifoso del Cosenza, Marco, eccolo qua. Come stai Marco? Tutto bene, salutiamo tutti i tifosi del Cosenza che ci stanno guardando. Cosenza senza sempre. Che vuoi dire? Luca Paiuso. Vuoi fare una domanda? Sono di parte con Luca Paiuso, è normale. Allora, Marco, che vuoi dire a Guarascio? Vai. Presidente, niente, investite qualcosa in più. Magari qualcuno con la macchina, se non guidate di notte. Poi non è un tifoso come il nostro Paiuso, però non fa niente. Però che c'entra, dai. Poi adesso sei appassionato, tu non lo vedere sono molto fiducioso in Trinchera, perché ha sempre cacciato questi giocatori dal cappello magico, diciamo, dai. Sì. Ha portato Riviere, non ci dimentichiamo. Ma non lo sapeva nemmeno lui, a dire la verità, però è andata bene, Riviere è uscito. Boh, adesso speriamo quest'altro, come si chiama? Dzeko, come si chiama? Non lo so. Come si chiama? Sacco. E quindi niente, per i tifosi ci aspetta un'annata un po' particolare, sono uscite già delle direttive, si parla di mascherine trasparenti, si parla del 20% di accesso allo stadio, quindi non sarà facile per noi. Tu fai parte di qualche gruppo, vedi un gruppo? Qual è il gruppo tuo? Il mio gruppo, diciamo, è il mio quartiere, Piazza Loreto, quindi un saluto a tutti i ragazzi di Piazza Loreto e dell'Alcol Group. Li salutiamo, gli Alcol Group, che sono sempre presenti da una vita allo stadio San Vito, ma tutti gli ultra. Peppo, ma scusa, vogliamo dire contestazioni, perché io lo dico, loro hanno subito contestazioni dall'aereo a 10.000 lire, insomma, i petrate, no? Dice in dialetti i petrate, perché dice le pietre, hanno tirato le pietre, i sassi, proprio i petrate che riguarda Cosentina Grande Impianti, voglio dire, contestazioni serie, adesso anche nemmeno queste non si fanno più, è cambiato anche su questo il calcio, vedi? A Guarascio l'ho mandato a quel paese una volta o due, e ci ha pensato di Mizzica come ne vado, diciamo che se subiva le contestazioni che avete subito voi, non ci veniva a cosa. Allora, diciamo Fabio che chi
decide di intraprendere un lavoro come quello del dirigente di calcio deve mettere in conto anche questo e deve avere la capacità e la personalità di reggere, perché poi alla fine il presidente Moratti all'Inter è stato contestato come è stato contestato Berlusconi al Milan, per cui non possiamo lamentarci se al tempo qualche contestazione ce la siamo presa anche noi. A dire il vero, a distanza di tempo devo dire che le nostre contestazioni erano ingiuste e immeritate per il prodotto comunque che offrivamo, perché le nostre squadre erano ad esempio delle squadre importanti che lottavano per la Serie A e qualche volta ci è andata anche male, perché qualche annata non è venuta bene. Però ritorniamo al discorso precedente: quando si lavora con amore e con passione verso la propria squadra si deve perdonare anche l'errore, e secondo me i nostri tifosi comunque riconoscevano in quella società una società affezionata. Poi la contestazione ci stava, era un po' ripetitiva, ma secondo me era un fatto più abitudinario che di reale, perché nessuno può disconoscere l'affetto, il legame e la nostra passione verso il Cosenza, perché era tangibile ed effettivo. Oggi i tempi sono cambiati e mi riferisco al ragionamento che facevamo prima. Oggi Guarascio, da presidente moderno, è attento ai numeri e cerca di garantire al Cosenza la Serie B, cercando di tenere in ordine i conti, ed è perfetto e lo sta facendo benissimo, perché nessuno può dire il contrario, e quindi bisogna dargli atto che ha restituito a Cosenza, alla città di Cosenza, la Serie B, che tiene la società in maniera ordinata, e probabilmente quel distacco affettivo dalla sua azienda gli consente di essere lucido nelle scelte, ed è molto bravo. Questo è un merito che io gli riconosco. Di contro, ho detto precedentemente e glielo dico anche pubblicamente, deve accelerare un po', deve diventare presidente, e il presidente deve capire che se il Cosenza ha bisogno di una punta, o se la deve comprare e la deve dare alla squadra, non può inventare e dare l'arduo lavoro all'ottimo Trinchera, il quale il merito di Trinchera se l'è guadagnato nel tempo, sono 3-4 anni che lavora benissimo e che lavora con parametri zero, con giocatori. Ho sentito prima te che parlavi e dici il Monza ci ha offerto, ma il Monza non può offrire un giocatore al Cosenza, perché se non serve al Monza non serve nemmeno al Cosenza, se vogliamo dirla tutta. Il Cosenza deve individuare dei calciatori, possibilmente giovani, investire, comprarli e tenerli 3 o 4 anni. Non si può dire al direttore sportivo ogni anno di fare i miracoli, cercare di prendere il portiere della primavera di tale, perché un portiere deve essere affidabile, non può essere un portiere di una primavera. Se Riviera ha fatto bene, Riviera e Asensio, il Cosenza ha il diritto di ripartire da Riviera e Asensio. Perché Riviera non è rimasto? Riviera andava via a parametro zero. Perché il Cosenza non ci ha pensato prima a tenerlo? Perché Asensio va da un'altra parte? E quest'anno devi mettere in condizione Trinchera di inventare nuovamente 2 attaccanti, devi sperare che nuovamente questi attaccanti vadano bene e devi sperare nuovamente che all'ultima giornata ti salvi. Non funziona, questa non è una regola che funziona. Tutto qua. Grazie Peppe, allora salutiamo perché siamo quasi addirittura d'arrivo. Grazie Emanuele Rubio. Grazie a te, e volevo dire semplicemente che guardando il monitor mi sembra di stare, diciamo, a Portofino. Un saluto ai leoni da tastiera, ce ne sono tanti, per cortesia si può condurre una trasmissione seria, metterla sul ridicolo, quindi tutti cazzate praticamente, no? Vabbè, tutti cazzate, vabbè. Ma tu cambia canale, non è che noi qua non c'è un canone da pagare, una trasmissione libera, queste le TV locali si producono da sole, vivono da sole, si arrampicano sugli specchi, non hanno grandi cose, però ecco, sono sempre presenti con i telegiornali quotidiani ogni giorno, la sera, con informazione a 360 gradi, con trasmissioni anche ridicole, perché anche molte volte un sorriso, strappare un sorriso con questa, diciamo, con questo modo di fare trasmissioni, questo è ridicolo, ma scrivi una cosa, chi scrivi? Chi mi scrivi? Cioè, cambia canale, non ti piace la trasmissione, non ti piace io, cambia canale e hai risolto il problema. Allora, scusami Franco, giusto per dirlo a questo leoncino da tastiera, allora, prego, che vuoi aggiungere Franco? Allora fare un saluto a tutti, non ho nulla da aggiungere, condivido l'opinione Ma tu per caso paghi un canone a Tenne? No, ancora non c'è il canone a Tenne, vabbè, prossimamente mettiamo anche le televisioni private. Vabbè, Poi, se doveste mettere il canone sarò uno dei primi contribuenti. Magari forse lo meritano più queste private, un canone, va, lasciamo perdere. Allora, andiamo avanti, grazie Franco. Grazie a te, Vuoi salutare qualcuno?
Saluto tutti, grazie Fabio. Grazie a te. Marcello Romani, li prego veloce che siamo in chiusura, perché Enzino là va Grazie, segnato. grazie Fabio Di Ippolito, sei come il grande fratello, Sì, tutti grande quanti dicono che non lo vedono, invece ti vedono e ti commentano, quindi... Tutti marciati là. c'è- Salutiamo la signora Nicoletta che l'altro volta era qui nella piscina, ci è stata a moggio tutta Nicoletta la Blasi, salutiamola È stata veramente. veramente gentile. Ha detto, guarda, signor mi hanno visto un sacco di persone. Era in piscina, Questo è il prendi un segnale po'. della gente che ti vede, ti Vabbè, ascolta. grazie a tutti, scusate delle chiacchiere, comunque la linea ritorna alla nostra regia centrale dal parco acquatico di Rende. Ricordiamo che la piscina chiude, ritorna tutto all'interno della struttura bellissima. Abbiamo fatto un in bocca al lupo a Toni e Maria, un ringraziamento a tutti i ragazzi qui dello staff del parco acquatico. L'appuntamento alla prossima, una felice sera da parte mia, e adesso tutti al Museo del Presente che c'è Carmela Formoso con questi scatti particolari. Allora, Grazie. ciao, a presto!